Finalmente è stato depositato un disegno di legge e diciamo che arriviamo, c'era la battuta, no? Che è molto difficile reinserire il dentifricio nel tubetto una volta che è uscito. Ed è quello che sta succedendo perché ormai gli impianti, le domande depositate sono talmente tante. Il disegno di legge per la regolamentazione delle aree dove piazzare i parchi fotovoltaici c'è, anche se probabilmente per una buona fetta del Friuli è già tardi. C'è anche la misura del 3% di saturazione del territorio comunale, che forse è la misura più interessante e più importante. Io mi chiedo se tutta questa legge riesce a reggere l'impatto di eventuali contestazioni o ricorsi, ma questo lo vedremo credo in futuro. Oggi però gli impianti sono presenti ovunque. A me fa quasi piacere che sia nata la polemica su Beivarso, sia nata la polemica su Aquileia. Il sindaco di Pradamano, Enrico Mossenta, parla del caso del suo comune. Noi viaggiamo a un'occupazione del territorio agricolo se tutte le domande che sono depositate verranno autorizzate, alcune sono di carattere comunale, altre di carattere regionale, ma io lo dico sempre, nel momento in cui viene depositata la domanda non c'è possibilità di ostruirla. Il territorio di Pradamano dal punto di vista agricolo sarà coperto circa al 25% da quelli che sono gli impianti fotovoltaici, arrivando a circa 140 ettari di territorio agricolo. Tanti terreni agricoli toccati da queste richieste fatte dai fondi di investimento, pochissimi quelli industriali. Il perché è puramente una questione economica. Io vedo, conosco, so che ci sono fior di zone industriali, commerciali che non sono utilizzate e che sono vuote, dove non sono nati capannoni e quant'altro. Purtroppo queste non vengono toccate perché? Semplicemente perché hanno un valore commerciale molto più alto per essere acquisite rispetto a quello che è un terreno agricolo e che viene comunque pagato profumatamente da quelli che sono i fondi di investimento che intendono investire su questo settore.